Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di seguirci, grazie alle nostre ospiti. Bene sì, perché oggi parliamo, era ovvio, con lo SPCGL e non solo, al femminile. E allora, ben ritrovata qui in studio con noi Ivana Fogo, componente del coordinamento donne dello SPCGL del Veneto. Grazie. Buongiorno. Ben ritrovata, veramente, Grazie. era un po' che ci mancava. Sì, affrontavamo insieme temi anche legati alla sanità, eccetera. E adesso invece al femminile e non solo sanità. Alessia Palma, invece, Unione degli Studenti Universitari, giusto, dell'UDU? Unione degli Universitari, sì, perfetto. giusto. E quindi giovanissima, non c'entra con lo SPIA ancora, ma in proiezione futura parleremo anche di pensioni del domani. Perché? Perché c'è un divario di genere, lo diciamo sempre, ed è una cosa raccapricciante, retributivo, pensionistico, di trattamento, di modalità di assunzione, quindi di impiego tra uomini e donne. 2025 con uno sguardo al 2024 terrificante, veramente. Voi avete fatto delle analisi e i dati che emergono sono un po' così sconfortanti perché c'è una responsabilità. Sì, noi abbiamo proprio, sempre teniamo sotto controllo questi dati perché naturalmente il divario economico, soprattutto di genere, insomma è molto pericoloso, ecco, è una spina per noi. Diciamo che diamo due dati proprio per dare l'idea, diamo i dati del Veneto, ma abbiamo visto che anche l'INPS ha fatto una relazione circa una decina di giorni fa e siamo, insomma, anche in tutta Italia avviene questo. Ecco, guardiamo questi numeri che sono pochi ma che ci danno l'idea. Beh, intanto abbiamo imparato che abbiamo più pensionate che pensionati. Attenzione che queste sono pensioni private. Queste sono pensioni private. Quindi del settore privato. Del settore privato intanto. A me interessava far capire, poi interessava far capire la contraddizione, insomma, o ciò che emerge da questi dati. Ecco, sono più pensionate perché sono rimaste più pensionate. Le donne vivono di più, certo, e quindi rimangono più pensionate, vivono un po' più a lungo. Vedevamo questi dati, queste sono le pensioni private, sono 1.200.000 pensioni erogate dall'INPS. E per il 56% sono destinate a donne. Abbiamo già detto il perché, no? Perché le donne vivono più a lungo. Andiamo subito al dato sotto, che questo è davvero quello che ci dà la fotografia più impietosa, che però la media di tutte le pensioni è di 1.188 euro al mese, ma la differenza sta fra le pensioni delle donne e le pensioni degli uomini. 840 per le donne al mese, di media naturalmente, certo. E però 1.600 euro per gli uomini. Che questa è cifra lorda o netta? Sì, certo. Cifra lorda, certo. Attenzione. In entrambi però, in entrambi i casi. Sì. Però, insomma, a spanne lo vedete, è quasi il doppio, insomma, no? Le donne prendono la metà degli uomini. Ora, infatti il divario è di 792 euro. Ora noi ci siamo interrogati da sempre sulle motivazioni. Qui parliamo delle pensioni attuali, quindi di persone che oggi hanno superato i 70 anni, diciamo, no? Ecco, sarebbero over 65, ma insomma diciamo che i grandi numeri sono dai 70 anni in più. E come mai? Noi pensiamo e riteniamo che questo dipenda dal fatto che queste donne che oggi sono così anziane hanno lavorato poco, hanno avuto percorsi lavorativi anche frazionati, molte di loro non hanno lavorato oppure hanno lavorato poco e poi si sono licenziate per dedicarsi alla famiglia e ai figli, e anche perché qui abbiamo le pensioni di reversibilità, no? Cioè le persone, certo, delle vedove, delle donne che restano vedove, e quindi viene decurtata la pensione del certo marito quando diventa reversibile. Quindi questa è la ragione per cui, queste sono tante ragioni che portano ad avere questo divario, che però è un divario importante, perché insomma 800 euro lorde, 840 euro lorde di media, adesso io
insomma, non faccio tutto un ragionamento rispetto all'abitazione, non lo faccio questo ragionamento, ma credo che chiunque ha un portafoglio in mano si rende ben conto. Ecco. Quindi questa è la cosa che noi continuiamo a segnalare. Successivamente però abbiamo fatto anche una valutazione il divario pensionistico per tutte le province. Quindi lo spaccato per provincia. Guardate, adesso non occorre che noi entriamo in ogni provincia. Però l'unica cosa che emerge, secondo me, qua a colpo d'occhio è Venezia, che è un po' più un divario maggiore, vero? Sì, non solo. A parte quello, mi interessa dire che dove c'è scritto divario numero pensioni donne e uomo, vuol dire che questo è il numero di pensioni di donne in più rispetto ai maschi. È chiaro? Capito, la prima colonna dice che a Belluno ho 9.036 pensionate in più rispetto ai pensionati. Quindi vuol dire che a Vicenza ne ho 28.300 in più. Sì, esatto, così. Cioè vuol dire che nel Veneto ho 145.323 pensionate in più dei pensionati, cioè dei maschi. Ma la cosa che invece balza agli occhi immediatamente è che se vado a vedere il divario medio mensile ho tutti meno. Sì. Tutti meno, e comunque tutti che superano i 700 euro, e arrivo, insomma, 6,71 per Rovigo, ma arrivo addirittura agli 848 di Venezia. Certo. Quindi continuiamo, li mescoliamo sti dati, ma portano sempre lì. Le donne vivono di più, vivono più a lungo, ma hanno la possibilità di avere un ristoro economico inferiore, e c'è un divario importante, molto importante. Allora, siccome oggi a maggior ragione, in questa giornata, siccome domani è l'8 marzo ed è la giornata della donna e noi tutti gli anni ci interroghiamo come stiamo, noi donne, ci interroghiamo come stiamo. Una che ha la mia età pensa a quando era giovane, come sto rispetto a... Sicuramente ci sono molti aspetti positivi, tanti aspetti positivi, frutto però delle battaglie e della perseveranza delle donne che non muoiono mai, vedete, a 70 anni sono ancora qua, che insisto nel dire, e sono molto felice che però oggi abbiamo qui anche una ragazza molto giovane, ecco. Ma i problemi rimangono e quindi non si deve mollare mai, si deve insistere su questa strada, perché sono di più, ma sono povere. Sono povere e questo non va bene. Su questo bisogna trovare la strada e bisogna intervenire, perché insomma non si può vivere in questo modo. Ecco. Tenendo conto anche che più anziano sei, più appunto hai bisogno di servizi assistenziali, socioassistenziali, sanitari, quindi insomma tutti i ragionamenti. Comunque la cosa è che secondo me non dovrebbe essere neanche una rivendicazione, dovrebbe essere un normale ragionamento, perché io dico sempre, è un boomerang. Siccome le donne non vivono in una comunità isolata, gli uomini non vivono nella loro comunità isolata, ma insieme, comunque le coppie, la famiglia, se tu nella famiglia hai uno che prende poco e l'altro che prende tanto, la media è quella, cioè se invece tutti e due prendono lo stesso retribuzione, la media sale di più e domani qualsiasi cosa succeda tu puoi aiutare di più i figli, puoi aiutare di più te stesso, puoi provvedere comunque a vantaggio di entrambi, cioè non è proprio un discorso veramente anche oltre che anche una questione la parità di genere, siamo tutti uguali, logica, esatto, assolutamente, perché quella è la problematica, però quindi insomma questi sono dei dati un po' impietosi che però noi teniamo sempre sotto controllo. Avete poi fatto un divario nelle pensioni di vecchiaia, perché? Poi abbiamo fatto quest'altro, abbiamo detto va bene, queste sono le pensionate di oggi, allora andiamo a vedere come potranno essere le pensioni di domani. E come faccio per dire, vado a vedere com'è il lavoro al giorno d'oggi, no? Cioè come sono suddivisi i lavoratori, che tipo di... quindi i ragazzi giovani, ma anche no? Cioè quelli che quindi andiamo fino ai 65 anni, diciamo, no? Come sono, che cosa avviene nel mondo del lavoro, che è l'altro grande capitolo e che è
qui mi permetto di insistere, strettamente collegato al discorso che facevamo poc'anzi sulle pensioni, no? Noi non dobbiamo pensare che perché adesso c'è questo slogan, i giovani, noi le pensioni non le avremo mai, ma insomma invece bisogna fare molta attenzione perché va ben monitorato questo aspetto. Se guardiamo, rivediamo questa slide qua, sì. Che cosa vediamo? Vediamo che, no, non questa, la successiva, scusate, quella dove si dice le pensioni del domani. Ho capito. Questi sono altri dati legati, ma insomma, sulle province. Mi interessava il divario pensionistico di domani. Sì. Questo è interessante, poi magari se abbiamo tempo torniamo alle province, ma ci tenevo a questo aspetto qua. Andiamo a vedere il tasso di occupazione di tutti. Qui non si fa differenza di tipologia di contratto, ok? Che tipo di contratto? Questo è. Oggi il 62,8% di occupazione sono donne, ma il 78% sono uomini. Ora, è vero che non è grandissimo il divario per quanto riguarda il tasso di occupazione, ma è anche vero che comunque gli uomini sono di più che lavorano. Poi diremo per tante ragioni, ma insomma esiste. Certo. L'altro dato che invece io veramente evidenzio e sul quale ci stiamo... Che è macroscopico. Ecco, è questo delle assunzioni a part-time. Ripeto, io qui non parlo di precarietà, no, parlo di tutte le tipologie di assunzioni, perché poi insomma inseriremo anche quel ragionamento lì che è anche quella un'altra bella spina. Ma qui vediamo che le donne hanno assunzioni a part-time per il 62,8%, gli uomini il 37,2%. Cioè praticamente le donne hanno part-time doppi circa, insomma, rispetto agli uomini. Ora, quali possono essere le ragioni per cui le donne hanno tutti questi part-time? Beh, le ragioni sono tante, adesso insomma la CGIL le sta anche, non solo noi dello SPI, ma la CGIL ci sta anche ragionando. Ci saranno sicuramente i part-time che vengono chiesti dalle donne quando hanno un figlio, quando hanno dei figli, e sicuramente chiedono il part-time per poter appunto, quindi per la cura, no, dei bambini. Ci sembra un po' tanto questa percentuale qua, anche perché ragioniamo che insomma avete visto negli anni sempre meno, abbiamo sempre meno nascite, no? Quindi insomma è impossibile che sia solo per questo. Potrebbe anche essere che, e va detto comunque, che è meglio che una donna chieda un part-time dopo che ha avuto un figlio piuttosto che si licenzi come si faceva 30 anni fa. Quindi sicuramente il dato può essere letto anche in modo positivo, ma è un part-time? La cosa che a noi preme sottolineare è quanti part-time involontari ci sono qua dentro. Probabilmente ci sono part-time involontari anche per i maschi, perché qui non abbiamo il dato, però insomma è preoccupante che questo dato sia così elevato per le donne. Ci viene da pensare che voi capite che se ho un contratto precario, no? Quindi magari un determinato se va bene, oppure tutte le altre tipologie di contratto, e in più ho anche un part-time involontario, insomma certamente qui altro che flessibilità, insomma, no? Qui veramente i dati ci spaventano molto. Assolutamente sì, e non sto pensando anche tra l'altro comunque se un uomo prende più di una donna il doppio, mettiamo comunque di più, è ovvio che conviene sacrificare l'altare della famiglia in generale, chi prende poco anziché chi prende una bella retribuzione, e quindi ovviamente si torna il gatto che si morde la coda. Sì, ma è ancora più preoccupante, voglio infatti, dire, no, andrebbe fatta un'analisi. Insomma, noi abbiamo questi giovani, li stiamo allevando dicendo che entrambi, maschi e femmine, poi le donne come sappiamo studiano molto, studiano di più, se io non voglio entrare lì, che poi magari entrerà lei, però insomma voglio dire non è possibile che ci sia uno svilimento di questa natura. Questo è un dato, poi pensiamo anche a certi tipi, tutto il mondo del terziario che lavora con le cooperative, per quel poco, il contratto delle cooperative insomma è un contratto. Anche là, per quel po' che noi sappiamo,
non tutti sono a tempo indeterminato, moltissimi hanno contratti perché c'è un grande ricambio. È un grande ricambio, però vuol dire che la gente sta a casa, che la gente, ecco, e lì per esempio c'è tanto part-time involontario, no? Assolutamente. Ecco, ricordiamo che questi qua sono dati elaborati da Ires Veneto, sui dati di Veneto Lavoro 2023. Sì, no, non sono che ce li prendiamo. Esatto, non sono cose... sono assolutamente interrompo solo un attimo perché abbiamo la pubblicità, quindi interrompiamo un secondo, poi andiamo anche sulla studentessa che un po' ci racconta uno spaccato anche dal vostro punto di vista, tra l'altro, e quindi tra poco. Allora, stiamo parlando di precarietà. Io avrò quando volevo sentire anche Alessia Palma dell'UDU, cioè gli studenti, studentessa, giusto? Studentessa, sì. Di che cosa? Chimica. A che anno? Sono al terzo. Terzo anno, quindi ancora davanti quanto tempo? Ancora 2 anni della magistrale ci sono, più finire. Quindi ancora un po' di lavoro, nel mezzo del cammin della tua vita universitaria. Esatto. Come vedi il mondo del lavoro dal punto di vista di chi ancora sta studiando, delle opportunità che un domani potrebbero esserci? È allettante per tutta questa serie di ragioni oppure a questo punto bisogna già andare oltre confine a guardare qualcosa oltre? Beh, sicuramente mi fa un po' paura il mondo del lavoro, soprattutto in quanto donna, perché come abbiamo visto, seppur ci sia stato un miglioramento sicuramente rispetto agli scorsi decenni, ancora la disparità di genere è tanta, sia nel tipo di assunzioni, perché abbiamo visto che le donne vengono assunte maggiormente in part-time, che può essere dovuto a varie ragioni, sicuramente è un dato da analizzare, ma sia per magari il datore di lavoro che preferisce prendere una donna in part-time, sia per le donne che sono costrette alla fine a scegliere quello per i motivi che ha detto lei prima, ossia se nel nucleo familiare c'è una delle due parti che guadagna più dell'altra e bisogna fare una scelta, è normale che chi guadagna meno, quindi le donne, perché come sappiamo c'è un gap salariale, sia quella che si dedica al lavoro di cura, che spesso è invisibilizzato alla fine il lavoro di cura della famiglia, della casa, perché alla fine fare la casalinga è un lavoro anche se non è retribuito e di conseguenza per forza c'è bisogno che una delle due parti in una coppia sacrifichi qualcosa, anche se non è giusto, ovviamente. In più ovviamente c'è il gap salariale che è dovuto sia al tipo di lavori che vengono assegnati alle donne, perché la maggior parte delle posizioni apicali, delle posizioni dirigenziali sono assegnate agli uomini alla fine, e anche all'interno dell'università si può vedere questa cosa. Quindi riscontrate anche questo all'interno dell'università, le posizioni accademiche? Esattamente, poi sicuramente a Padova siamo fortunate perché abbiamo la Mapelli, che è la prima rettrice donna dell'Università di Padova, che ha fatto un grande lavoro in questi termini, comunque anche in collaborazione con noi. È stato istituito il progetto Unire, è stato aperto lo sportello di ascolto per le violenze all'interno dell'università, quindi anche dei corsi di formazione per i docenti e il personale, che sicuramente sono dei passi avanti di cui andiamo molto fieri, però non è sufficiente ovviamente, perché guardavo giusto stamattina il bilancio di genere dell'Università di Padova e comunque si vede che nonostante le donne siano la maggior parte delle studentesse, poco più del 50%, poi nei ruoli di dottorande, assegniste e soprattutto professori ordinari e professori associati, la maggior parte rimane uomini effettivamente. Ma perché c'è una difficoltà ad assurgere a certi livelli o fare un percorso di crescita professionale, accademico, che si voglia, oppure perché le donne preferiscono scegliere già sin da subito altre strade, secondo te? E quindi lì bisogna dire, come è stato fatto anche una campagna di sensibilizzazione nei confronti per le donne delle materie STEM, che danno grossissime opportunità, per le quali le donne anche riescono anche molto bene perché si impegnano veramente tanto, va fatta la stessa una campagna per dire impegnatevi anche in questi percorsi, cioè che qual è un po' anche la matrice della base? Secondo me c'è una serie di fattori che va considerata, sicuramente il fattore culturale per le quali le donne
alle donne viene insegnato che devono assumere ruoli più di cura e quindi scegliere una laurea piuttosto che un'altra, perché alla fine, se vediamo sempre i dati di UniPD sul numero di studentesse e di studenti nelle varie lauree, vediamo che nell'area STEM c'è una carenza di donne rispetto a lauree più umanistiche, magari, che per esempio a ingegneria ci sono ovviamente meno donne rispetto agli uomini, rispetto ad altre lauree. Quindi c'è ancora un gap sostanzialmente. Quindi c'è ancora un gap, sicuramente, questo sì, anche nelle scelte personali per un'impronta proprio culturale, però c'è anche proprio un'impossibilità nel raggiungere determinati ruoli, perché per quanto una donna si possa impegnare, ci sarà sempre una difficoltà in più rispetto ad un uomo a parità di bravura. Leggo un attimo un messaggio che è arrivato. A questo punto, visto che le donne sono più pensionate, che interesse c'è nel livellare il loro stipendio con quello degli uomini? Alla fine lo Stato si troverebbe un esborso pensionistico molto più elevato, visto che ha già difficoltà a mantenere le attuali pensioni. Beh, di fatto è così. Beh, insomma, io penso che non c'è una questione di interesse da parte dello Stato, cioè che ecco, è giusto, perché lo prevede anche la nostra Costituzione, noi siamo uguali, no? E quindi sia uomini che donne, e quindi è corretto che ci siano le stesse opportunità e che a fronte, appunto, ce lo sta spiegando benissimo Alessia, no? Studiano tanto, devono avere la possibilità di poter accedere, perché poi sono i contributi, no? Noi abbiamo un sistema per cui sono i contributi attuali che pagano le pensioni attuali, no? E qui, anche qua, apriremo un bel capitolo, insomma, no? Se non ci sono i contributi, certo che mi mancano, insomma, il nostro sistema è così, è fatto in questo modo, quindi è corretto che sia data la possibilità a tutti e quindi anche alle donne, tra le altre cose. Nel 2025 stiamo ancora a parlare di differenze di genere, che vergogna, non per voi ma per questa nostra classe politica bassissima. Di fatto, il problema di differenza di genere, è logico parlarne anche in un contesto di giovani come voi? Ha senso? Certo, perché oltre ai dati pratici, ai dati salariali che sono chiari alla luce del giorno, insomma, che ci sia una differenza anche a livello umano, ci sono molte differenze ancora sul trattamento che viene riservato alle donne virtualmente in tutti gli ambiti della vita, ma soprattutto sul lavoro o nella carriera universitaria. Comunque le dinamiche, diciamo, da corridoio, come le chiamiamo, esistono ancora. La battutina sessista che ti viene rivolta, il poco rispetto che ti viene rivolto rispetto ad un tuo collega uomo che ha lo stesso da parte livello. di chi? Da parte di chi? Da parte ovviamente soprattutto di uomini, però non solo, perché alla fine la cultura patriarcale è una cosa che permea la nostra società e permea tutti, cioè non solo gli uomini, chiaramente. È una responsabilità collettiva combattere questo sistema, ovviamente ognuno nei modi più opportuni rispetto al ruolo che ricopre, sia di genere ma anche di un ruolo dirigenziale o banalmente un ruolo di docente piuttosto che di studente, però tutti possono fare qualcosa in questi termini e alla fine nella vita di tutti i giorni ci viene ricordato che alla fine noi valiamo sempre un po' meno rispetto ai nostri colleghi maschi, purtroppo. Questo è un dato di fatto. Ma questi studi, queste grafiche che presentate, ovviamente vengono trasmessi anche ai politici e loro che dicono? I nostri politici li sanno già, perché come dicevo, adesso questi sono dati raccolti da noi, ma ho qui un articolo poi tra le altre cose recente di Repubblica dove commentava la relazione che fa l'INPS. Quindi non siamo noi sindacalisti, ma insomma lo Stato lo sa che esiste questo. I nostri politici dovrebbero... Guardate, io mentre parlavate facevo dentro di me questa riflessione che può sembrare banale. Ma noi abbiamo incrociato nella nostra vita da sindacaliste strutture che facevano firmare le dimissioni in bianco alle donne in caso fossero rimaste incinta, no? Le facevano, se no non ti faccio il contratto. E le donne erano costrette a firmarlo, cioè loro stesse firmavano pur di avere. Quindi, e questo perché? Perché è terribile questa cosa.
non può essere che uno Stato veda, insomma, dei datori di lavoro o comunque una società, veda il fatto che una donna resta incinta come una perdita economica per quel paese. Questo è aberrante, perché quando una coppia decide di fare un figlio, io dico, ma è una perdita? O non è invece un investimento per quella coppia, per quel paese? E quel figlio, quindi quella maternità che tanto incide, no, in queste benedette risorse economiche, ma quel figlio è un fatto privato di quella coppia, per cui tutto deve stare sulle sue spalle, o non è anche un po' un fatto pubblico? Io dico, per me è anche un fatto pubblico, perché quella coppia sta mettendo al mondo il cittadino del futuro, il cittadino del domani di questo paese. Quindi dobbiamo farcene carico tutti. Questo è un esempio, ma io ci tengo a farlo, non perché io voglio che tutte queste ragazze facciano figli, no, faranno quello che vorranno, non importa. Ma deve cambiare il paradigma per questo fatto e per tutti gli altri che ne vanno appresso. Certo, siamo in chiusura. Alessia, in base anche a tutta l'attività che voi svolgete, eccetera, come Unione Udu, cosa vi sentite di consigliare? Alla classe politica? Sì, oppure anche ai coetanei e alle coetanee, perché anche questo è un po' il discorso che tante volte si parlava di accettare certe condizioni che vengono imposte, oppure progressivamente di adottare un certo tipo di linea di comportamento. Se mi dai un certo tipo di condizioni, mi fai firmare le dimissioni, eccetera, io me ne posso andare anche via. Cioè, certo. Perché ho visto che i giovani sono anche molto più determinati rispetto a una volta. Certo, ovviamente consiglio alle donne di farsi valere in ogni ambito possibile, di non farsi fermare da queste dinamiche, anche se mi rendo conto che è comunque un privilegio che non tutte le persone hanno, e quindi il mio appello va soprattutto agli uomini di farsi una valutazione, insomma, di come vedono che vengono trattate le donne attorno a loro, nella loro vita, e di fare il possibile perché questa cosa cambi. E il mio appello va ovviamente anche alla classe politica, perché, come dicevamo, ad esempio ci si lamenta della decrescita demografica, però poi non si fa effettivamente nulla di concreto se non dei sistemi di bonus per garantire alle donne la stabilità economica e sociale necessaria a poter decidere di avere una famiglia, perché molte magari lo vorrebbero anche ma non possono per motivi economici. Quindi ovviamente la scelta deve essere personale, ma deve essere effettivamente libera. Quindi è ovvio appunto che le donne devono scegliere il meglio per loro, che alla fine è il meglio anche per la collettività, però devono essere messe in grado di poter fare questa scelta. E farla con consapevolezza, perché se una persona cerca un part-time, lo accetta e non lo voleva, un domani avrà una pensione molto bassa. Le famose pensioni del domani. Esatto, per questa è un'altra cosa importante, cioè può essere comodo perché è una maggiore gestione sotto certi profili della vita. Ma insomma sono investimenti per il futuro, c'è poco da fare, insomma io dico sempre, come dicevo prima, certo se sei una mamma hai bisogno, o che insomma hai un bambino piccolo, stai meglio con il part-time ovviamente, no? Però attenzione, che la vita è lunga e arriva. E le donne vivono tanto, per fortuna, vivono molto. Le donne vivono di più, anche questo è un aspetto. Allora, io ringrazio naturalmente Alessia, è stata qui con noi, ringrazio Liliana Fogo di aver partecipato, di averci sensibilizzato su queste questioni e anche allertato, perché poi è bene fare sempre delle considerazioni in proiezione, anche se una persona è giovanissima, ancora studia, però fare delle considerazioni anzitempo è meglio. Avete visto le sedi dello Spicigelle dove andare anche per farsi controllare la pensione. Molte donne è bene che vadano, perché tante volte ci sono dei diritti che non avete richiesto perché sono inespressi e si trasformano in tanti soldi che non avete ricevuto, quindi fatevi controllare la pensione. Alla prossima.